Immaginate un posto dove la pioggia non è solo, pioggia, è paura. È vedere le strade sparire sotto l'acqua e la propria vita messa in attesa, bloccata. Ecco, oggi parliamo proprio di questo, della crisi infinita di Pirri, un quartiere di Cagliari. Cerchiamo di capire come funziona dall'interno. Allora, partiamo subito dal cuore del problema. Per le oltre 30.000 persone che vivono a Pirri, un'allerta meteo non è mai un semplice avviso. No, è l'inizio di un incubo che si ripete, dove tutto lo scenario urbano cambia e diventa pericoloso. E no, non è un'esagerazione, è un modo di dire. Succede esattamente così. L'acqua sale e sale in fretta, invade tutto e le strade diventano, letteralmente, dei fiumi in piena. La cosa che fa più impressione forse è la normalità con cui questo accade. Per avere un'idea concreta, guardiamo questo dato. 50-60 cm d'acqua. Pensiamoci un attimo, è più di mezzo metro. Un livello che ti blocca in casa, che sommerge i piani terra, che trasforma la strada sotto casa in una vera e propria trappola. Ecco, questa frase di un residente dice tutto, no? Cattura benissimo lo stato d'animo generale. Non è più un "oh no, che disagio". È un'ansia costante, la consapevolezza che ogni nuvola scura può significare danni, isolamento, paura. Questo è il costo umano. Quindi il punto è proprio questo. Non stiamo parlando di un evento raro, eccezionale. È una crisi riconosciuta che la stessa municipalità definisce strutturale. Colpisce un'intera grande comunità e, cosa ancora più preoccupante, con i cambiamenti climatici in atto, sta solo peggiorando. Ok, ma la domanda vera è: perché succede tutto questo? Perché Pirri è così vulnerabile? La risposta non è una sola. È più come un effetto domino, una serie di cause concatenate che, una dopo l'altra, portano al disastro. Adesso le analizziamo insieme. Eccoli qua, i 3 tasselli del domino. Il primo delle scelte urbanistiche fatte tanto tempo fa, il secondo delle infrastrutture che oggi sono ferme, bloccate, e il terzo che è la sfida del nostro tempo, il cambiamento climatico, che non fa altro che peggiorare tutto. Vediamo come si incastrano. La prima causa, vedete, ha radici profonde. Bisogna pensare che l'acqua ha una sua memoria. Pirris è stata costruita proprio lì dove un tempo scorrevano dei fiumi. L'uomo ha coperto, ha cancellato quei percorsi, ma non ha cancellato la fisica. Quando piove tanto, l'acqua fa quello che ha sempre fatto, circa la sua vecchia strada. E qui arriviamo al paradosso più grande, quello che fa più rabbia. I soldi per risolvere il problema ci sarebbero, Parliamo di oltre 30 milioni di euro già stanziati. Eppure le opere chiave, quelle che servirebbero davvero come il famoso collettore C38, sono ferme al palo. È un cortocircuito che lascia un intero quartiere in balia delle piogge. Ed eccoci al terzo e ultimo pezzo del domino. Le parole della presidente della municipalità ci portano dritti al punto: l'instabilità meteorologica. Il cambiamento climatico non è più una teoria. Le piogge sono più violente, più imprevedibili e rendono le vecchie soluzioni semplicemente inutili. Finora abbiamo parlato di cause, di infrastrutture, di milioni di euro, ma dietro a tutto questo ovviamente ci sono le persone. C'è la loro vita quotidiana che viene letteralmente stravolta dall'acqua. Vediamo qual è il costo reale, quello sulla pelle di cittadini. L'elenco fa impressione. Significa perdere i ricordi di una vita, i mobili, tutto quello che c'è al piano terra. Significa, per un negoziante, veder sparire la merce in poche ore. Significa dover mettere delle barriere di metallo davanti alla porta, come se si vivesse in una fortezza. E significa essere prigionieri in casa propria. E allora, di fronte a un quadro così complicato, così radicato, la domanda sorge spontanea. Ma allora, non c'è niente da fare? Bisogna solo rassegnarsi e imparare a convivere con l'acqua? O c'è una via d'uscita? La buona notizia è che no, non è una battaglia persa. Anzi, una soluzione esiste. Certo, non è una bacchetta magica, ma è un piano concreto, una strategia fatta di più pezzi che, se venisse messa in pratica, potrebbe davvero cambiare il futuro di Pirri. Diamo un'occhiata a questo piano. Punto primo, quasi banale: finire i lavori bloccati. Punto 2, giocare d'anticipo, rallentare l'acqua prima che arrivi nel quartiere. 3, migliorare la gestione dell'emergenza. E 4, fondamentale, coinvolgere cittadini, renderli parte attiva della soluzione. Insomma, un approccio a 360 gradi. E la cosa più interessante è che non stiamo parlando di teorie astratte. La prova che questo tipo di interventi funziona c'è già. A Monreale, un quartiere lì vicino, una nuova vasca di laminazione ha già fatto vedere che può ridurre, e di molto, la forza dell'acqua.
Quindi le soluzioni sono a portata di mano e funzionano. E questo ci porta alla riflessione finale, alla vera sfida che abbiamo davanti. La storia di Pirri ci insegna una cosa importante. Non basta più correre a tappare i buchi quando c'è l'emergenza. Serve un cambio di mentalità. In poche parole, il punto è questo. Le tecnologie ci sono, le risorse economiche pure. Quello che serve davvero ora è il coraggio. Il coraggio politico di fare scelte a lungo termine e soprattutto una vera alleanza tra chi governa e chi vive il quartiere ogni giorno. E quindi la domanda finale, quella che resta sospesa nell'aria, è questa. Le soluzioni ci sono, le prove che funzionano anche, il futuro di Pirri alla fine dipende tutto dalle scelte che si faranno. Adesso. Si può ancora fare qualcosa o bisogna davvero gettare la spugna? Di certo la rassegnazione non può essere la risposta.